Bella a tutti ragazzi, belli da del video. Aspetta, faccio mercato, batta, ma la vuole donna. Mi vedete un po' così, perché stanno andando da tipo 10 minuti a non finire. Ah, questa influenza, saluti, mal di culo, un po' di febbre, c'ho. Però i contenuti non mancano mai. Vabbè, chiusa parentesi, salute. Ehm, in questo contenuto ho dedicato all'ultima partita della 10ª giornata nella Serie A 25-26, cioè quella tra Milan e Roma, finita per 1-0 per il Milan, gol al 39esimo, al 40esimo, gol di Pavlovic, sì, difensore del Milan. E, tutti noi napoletani abbiamo sperato nella vittoria del Milan perché se la Roma vinceva questa partita andava a più 2, sì, a più 2 dal Napoli. Attualmente primo in classifica, 22 punti, la Roma ha 21 e il Milan ha... Quanto è il Milan? Ha 21 pure il Milan con questa vittoria. Tra l'altro rigore battuto in modo schifoso all'82esimo, 82esimo, 83esimo minuto da Dybala. Battuto in modo schifosissimo, non ho mai visto un rigore battuto così male da un giocatore. Cioè sì, l'abbiamo visto, cioè quello l'hanno battuto da Morata a Napoli Como. Un simil Morata ha tirato il rigore, cioè, ha tirato talmente che ha fatto schifo, ha detto mi sa che qua la città, ma che schifo è calcio di rigore, questo, cioè, non sai, cioè. Tra l'altro penso sia ad oggi sia la giornata di Serie A, della Serie A 25-26 con più calci di rigore assegnati, con due calci di rigore assegnati. E penso che sia la settimana con più calci di rigore assegnati, con tre calci di rigore, tra nona e 10ª giornata. Cioè tre calci di rigore, scusate. Partita che Milan l'ha dominata, l'ha dominata fino al primo tempo, fino a parte del primo tempo, diciamo fino agli ultimi minuti del primo tempo, fin quando non ha segnato il Milan. C'era un buon equilibrio tra le due squadre. Infatti nel secondo tempo si è visto questo equilibrio tra Milan e Roma. Infatti Milan e Roma stanno in una forma, secondo me attualmente stanno in una forma uguale, cioè i giocatori rendono allo stesso modo, tranne magari alcuni come quelli del Milan, quindi o pareggiavano oppure vinceva il Milan, perché penso che il Milan sia di un piccolo step superiore alla Roma, però più o meno hanno diciamo hanno una forma simile. Come già ribadisco, come già detto prima, il Milan è poco più avanti a livello di preparazione rispetto a una Roma che ha un paio, due o tre infortuni, scusate, importanti, tra virgolette. Se non mi sbaglio è infortunato uno dei nuovi acquisti, non ricordo precisamente che è infortunato, però vabbè, ci sono... Poi il Milan che ha meritato di vincere in alcuni tratti di partita, se posso dire. E vabbè, prima di chiudere col video, iscrivetevi a questo canale YouTube e a tutti gli altri canali social che ho, cioè Telegram,
e Instagram. Ovviamente ve li lascio sia nel primo commento, nel primo commento che troverete in questo video che in descrizione. E mi raccomando, sfondate questo video di like. Ciao!